Pensiero del giorno, domenica 10 novembre. Proiettarsi ad amare. L'amore per il prossimo, dice Santa Teresa di Lisieux, è tutto sulla terra. Amiamo Dio nella misura in cui lo mettiamo in pratica. Sì, vogliamo concentrarci su questo, vedere il volto di Gesù in ogni fratello e amarlo, sapendo che incontrare un fratello è come avvicinarsi a una miniera da cui possiamo estrarre pepite d'oro, perché amando quel fratello arricchiamo la nostra anima. Ne è convinto anche Sant'Agostino quando dice: nell'amore del prossimo il povero è ricco, senza amore del prossimo il ricco è povero. Sermone 350, versetti 2 e 3. Svegliamoci al mattino con questo pensiero: oggi voglio arricchire me stesso, arricchire la mia anima. E se l'anima è ricca, anche ciò che manca al corpo le arriverà. Mettiamoci dunque in cammino per amare uno dopo l'altro i fratelli e le sorelle che incontriamo. Chiara Lubich, L'amore fraterno. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.